segretario Buscemi oggi una conferenza stampa per denunciare le criticità della nostra viabilità con un video che avete fatto vedere e che diffonderete presto anche alla collettività. Si denunciano le mancanze di un collegamento tra Agrigento e Porto Empedocle con delle strutture già pronte, con pochi interventi si potrebbe migliorare nettamente la viabilità. E anche detto in conferenza stampa che presenterete questo video, questa denuncia anche alla prefettura. Ecco, cosa vi aspettate? Sì, ormai ci è rimasto solo la prefettura come istituzione seria, efficace, presente, che nei limiti delle proprie competenze sposa i problemi della gente. Noi ci aspettiamo un sussulto di orgoglio, di dignità da parte di una classe dirigente, di una classe politica agrigentina, laddove si rende conto che non si può andare molto lontano se si continua ad amministrare la cosa pubblica in questo modo. Provate a immaginare un insegnante di Real Monte piuttosto che di Cattolico di Siculiana che deve partire alle 7 per attraversare l'inferno che c'è in questi giorni a Porto Empedocle. Quando finisce la scuola, poi c'è almeno un'ora e mezza di attesa per uscire dall'altro inferno che hanno creato al quadrivio Spinasanta piuttosto che al viale della Vittoria. Quando escono le scuole lì si muore. Nei giorni scorsi un'ambulanza si trovava in via Matteo Cimarra e non è riuscita a poter attraversare la sola via Matteo Cimarra 200 metri perché l'ingorgo lo impediva. Il sindaco non prende atto dei rischi a cui espone la città con queste cose. Il sindaco non si rende conto che complice anche la diseducazione di chi parcheggia in doppia fila, in tripla fila o in quadrupla fila, crea di questi disagi. Adesso, oltre a questi problemi, c'è anche l'aver tagliato in due. Per carità, devono esserci le manutenzioni, ma proprio perché ci vogliono le manutenzioni nei viadotti, ci vuole anche creare l'alternativa. Ed è vergognoso poter pensare di creare l'alternativa verso la Valle dei Templi, verso la Scala dei Turchi, con una strada di campagna, una consortile, piuttosto che l'altra parte dove il traffico è vietato ai mezzi pesanti. È l'unica strada che da Gela si arriva a Mazara del Valle e viceversa. E questi che cosa fanno, questi mezzi pesanti? È una vergogna se noi leggiamo e continuiamo a leggere che il PNRR mette a disposizione una marea di soldi per le scuole. Se noi dobbiamo prendere atto che è finito l'anno di Agrigento, un capitale della cultura, è finito. In tutte le città è rimasta qualcosa, tranne che ad Agrigento. Ecco, noi ci aspettiamo che i cittadini si diano forza, abbiano il coraggio di prendere atto che da troppi anni hanno una classe dirigente quantomeno inadeguata. Ecco, lei ha girato parte di queste immagini, molto belle nel vederle. Speriamo che possano dare un risultato, diciamo, concreto nella realizzazione dei problemi che oggi state denunciando come CGIL. Sì, noi ci auguriamo che questo servizio serva a smuovere soprattutto le anime dei politici di questo territorio. Riprendo quello che diceva il nostro segretario per quanto riguarda che Agrigento sta a terminare l'anno come capitale della cultura. Ci auguriamo, come dicevo, che i politici assieme a noi non vogliamo assolutamente insegnare niente a nessuno, ma vogliamo essere attori principali per lo sviluppo di questo territorio, perché Agrigento merita questo, perché ci sono così tante arterie che basta un piccolo impegno da parte della politica soprattutto per fare in modo di riallacciare le arterie che servono a snellire il traffico. E vogliamo ricordare anche ad ANAS che qualche anno fa abbiamo fatto più incontri per far sì di far nascere prima possibile la circonvallazione per snellire il traffico e per rendere, così come diceva
anche si diceva nel nostro servizio, cercare di evitare infortuni che spesso accadono e spesso sono anche mortali.